Buongiorno e benvenuti da Andrea Introvigni. Siamo qui oggi a casa di Silvia Marangoni, la pluricampionessa mondiale ed europea di pattinaggio artistico. Buongiorno a tutti. Buongiorno, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, ricordiamolo questo perché è molto importante. Assolutamente. Dove è nata, ti chiedo, per te la passione per questo sport che ai più magari non è così conosciuto come gli sport principali? È nata come tutte quante le cose perché ci andava mia sorella e quindi la mamma ha voluto farmi provare e a 3 anni ho cominciato a pattinare. Quindi è scattato subito l'amore per questo sport perché a 9 anni, se non sbaglio, sei diventata subito campionessa europea, quindi hai capito che quella era la strada da seguire. Sì, quella era la mia strada, ma è stato un amore a prima vista, a primo impatto e quindi se a 30 anni sto ancora pattinando vuol dire che è proprio un amore intenso. Hai cominciato, tu sei di Oderzo, hai cominciato qui al Palazzetto di Oderzo a Allo Skating pattinare. Club Oderzo, sì. Esatto, e poi com'è proseguita la tua strada? Ma io non ho mai cambiato società, mi sono sempre allenata qui ad Oderzo, lo Skating Club, che è la società storica di Oderzo, e ho sempre continuato qui. Non mi sono mai spostata se non negli ultimi anni con il mio primo allenatore che è triestino e quindi faccio la spola tra Oderzo e Trieste. Dicevamo prima, quindi campionessa subito perché è giovanissima, non hai mai avuto dubbi riguardo alla scelta di questo sport? Ti è sempre piaciuto, interessato o hai desiderato provare No, no, qualcos'altro? sono sempre rimasta fedele al mio sport, ma perché gli altri non mi interessavano, perché amavo troppo il mio sport e quindi sono rimasta sul pezzo. Allora, dicevamo prima, pluricampionessa mondiale con 11 titoli mondiali, praticamente dal 2002 è mondiale questa disciplina, tu l'hai vinta 11 volte, Sono la prima campionessa del mondo di questa specialità. 13 campionati europei. Come fai a vincere sempre? Non è fortuna, forse è bravura, ma non voglio essere, cioè, sono una persona abbastanza umile, nel senso che penso che il lavoro paghi sempre e quindi ho sempre cercato di dare il meglio di me e sono stata più brava delle Hai un altre. trucco, qualcosa da svelarci? Un mezzo trucco ce l'ho, nel senso che faccio un esercizio che sono capace solo io al mondo di farlo e quindi magari quello mi dà quell'in Che più. non si può svelare. No, sì, si chiama Movimento Marangoni e riesco a farlo solo io, allora gli hanno dato il mio nome. E ti chiedo, penso di no, ma ci si stufa a stare lì in cima? Si Non ci si cala la stanca, tensione? ma no, anche perché poi io ci ho preso gusto e quindi ho continuato imperterrita, però mi dà sempre i brividi montare sul podio e poi sul primo gradino. Sul secondo non c'è una gran visuale, per niente, allora è bello star lì, però giustamente non è che le vinci sempre, Quasi, però. quasi. Quasi sempre. Dicevamo, chiaramente dopo tutte queste soddisfazioni, però prima c'è un grande lavoro da fare, perché queste cose non si raggiungono per caso, hai dovuto sudare, hai dovuto sputare sangue. Come funziona la tua preparazione? Cosa fai praticamente proprio per stare sempre al top? Intanto bisogna avere un'alimentazione corretta e seguita da professionisti, quindi già quello è un primo passo, ma un grande passo se uno vuole essere un atleta di un certo livello. Poi ho un preparatore atletico che mi segue, quindi io quasi tutti i giorni, 4 volte alla settimana, faccio preparazione atletica, ovvero a secco con le scarpe, e poi c'è la preparazione con i pattini, che lì sono seguita dal mio allenatore che prevede e programma tutta la stagione. Quindi anche tutto lo staff deve essere capace come te per Assolutamente. poter andare avanti. Sì, poi sono persone molto fidate, quindi e professionisti. Ti chiedo, a te personalmente, visto che lo pratichi praticamente da sempre questo sport, che emozioni ti ha dato, cosa ti dà e cosa ti sentiresti di dire a una mamma per poter indirizzare la sua ragazza, il suo ragazzo a praticare questo sport? Questo sport è uno sport pieno di valori, è uno sport dove c'è l'onestà, il rispetto, dove c'è dove si capisce che cos'è il lavoro, ma il lavoro duro, la fatica, quella che però quando riesci a raggiungere i tuoi obiettivi, che non sono sempre quelli del vincere, ma di fare il tuo, di fare quello che hai imparato, quello ti fa capire, ti fa gioire e dici, caspita, ho fatto tanta fatica, ma guarda dove sono arrivato, guarda che cosa ho fatto. E soprattutto, sin da piccoli si capiscono quali sono le rinunce o i sacrifici che uno fa
però lo fai per un determinato obiettivo, quindi non ti pesano, perché a me ti dicevo prima che io non ho conosciuto la discoteca della domenica pomeriggio, però sono diventata grande lo stesso, ho tanti amici, mi sono sposata, quindi non è che ho avuto delle mancanze. Ovvio, mi sarebbe piaciuto, ma non succede niente. Ho recuperato negli anni, quindi sono felice della vita che ho fatto, delle rinunce che ho fatto per un obiettivo. Sono diventata grande con dei grandi e sani valori. Quindi io dico, il pattinaggio artistico è uno sport da provare, da fare, anche perché oltre ai valori che ti dà, aiuta tutto il fisico perché si usa tutto il corpo, quindi le gambe, le braccia, la schiena, tutto qui e soprattutto la testa. che è molto importante. E aggiungo, se posso, ti ha dato anche, o ce l'avevi già prima, l'umiltà, perché accettare, insomma, accogliermi qui a casa tua dopo una campionessa mondiale con questo spirito qua non è da tutti, secondo me. Beh, a me piace casa mia, quindi mi fa piacere che le persone entrino nella mia vita e vedano che cos'è, che cosa può essere un campione, che magari pensano tanti che un campione, oh mio Dio, chissà, non ci si può arrivare, invece siamo delle persone normalissime con un lavoro particolare. Forse è questo il trucco, la normalità e la semplicità. Ascolta, ti chiedevo che accennavi prima, uno può pensare che il pattinaggio ti prepara solamente le gambe, perché a chi non conosce questo sport dice una ragazza, un ragazzo che pattina, non sviluppano solamente quella parte del corpo. Invece spiegavi che coinvolge tutti i muscoli. Sì, 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 coinvolge tutti i muscoli, oltre che le gambe perché bisogna usarle per saltare, per spingere, per fare le trottole. Si usa anche la parte superiore perché senza le tensioni, comunque la stabilità del corpo, del busto, non si va da nessuna parte. E anche per fare i salti, le braccia ti aiutano perché sono quelle che ti aiutano insieme alle gambe a portarti in alto. Uno sport allora che chiaramente te consigli ai più giovani Sì, da anche provare perché un'esperienza. ti dà quella responsabilità, in senso che quando vai a fare le gare durante gli allenamenti sei tutti insieme, quando vai a fare la gara sei tu da solo in pista e quindi quello ti fa diventare responsabile perché devi far vedere quello che hai fatto finora. E il lavoro paga, se non sempre, quasi sempre, perché ci vuole il talento, però Il talento va allenato. lavorandolo si può arrivare in alto. Ascolta che ti chiedo, i tuoi prossimi appuntamenti, a parte le vacanze che devi fare? No, i prossimi appuntamenti sono degli spettacoli, il 19 dicembre a Pordenone, il 20 invece a Chiarano e altri spettacoli in giro per l'Italia e poi la prossima stagione vedremo, anche perché ci sono i mondiali a Novara a novembre del prossimo anno, quindi puntiamo a quelli. Ci prepariamo per quelli. Esatto. Silvia, non so cosa dirti se non ringraziarti per la disponibilità e per l'ospitalità. Per me è stato un piacere, oltre che un onore, venire a conoscerti qui da te. Un piacere è stato mio che sei venuto qui a casa, che mi fa veramente, Ed veramente è stato piacere. anche un piacere scoprire questo sport che non lo chiamiamo noi secondario perché non è bello, ma meno pubblicizzato. Esatto, meno visibile. Meno visibile, bravissima. Perfetto Silvia, ti ringrazio e vi restituisco la linea, da qui è tutto.